Giuseppe, No, mi dispiace per niente. che non è più tornato a casa dopo la scuola. Grazie. Per Giuseppe quello era un giorno come tanti altri, ma da lì a poco sarebbe successo qualcosa che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e quella delle persone che gli stavano intorno. Ehi, sei Giuseppe? Siamo delle parti speciali, lavoriamo con tuo padre, parla spesso del telelavoro. Sei proprio uguale a come ti descrivo. Oh, davvero? Sì. Dai, vieni in centrale con noi, ti portiamo lì, guardi un attimo e poi parli con lui. Non posso proprio, dai soldi da 20, come faccio? Non posso saltarmi. Non ti preoccupare, non ci metteremo molto. Vabbè, allora se è così vengo. So chi sei, tu eri amico di mio padre, ecco perché non parli. Ma tu ce l'hai un figlio, lasceresti che venga trattato così? Sì, ti trattiamo bene, ma che il tempo stringe. Quando potrò rivedere mio padre? Presto. Ma lui non ha ancora fatto nulla, questo significa che non gliene frega nulla di me, altrimenti avrebbe smesso di fare il pentito. Se mi tratterete qua è perché volete che rimanga qua. Quindi io a casa non ci tornerò mai. Da quel momento Giuseppe non poté più vedere né i suoi familiari né i suoi amici per 2 anni. Il povero ragazzo, a soli 15 anni, fu ucciso e il suo corpo gettato nell'acido. Caso Giuseppe Di Matteo. Signor giudice, signor giudice, No. cosa ne pensa dell'accaduto? Cosa può dirci riguardo la sentenza? Sarà fatta giustizia? Mi dispiace, ma non sono tenuto a rilasciare queste informazioni, mi scusi. Cosa i colpevoli pagheranno per la morte di Giuseppe? Basta. Signor giudice. Secondo me possiamo combattere anche noi ragazzi la mafia attraverso la legalità, perché in fondo mafia significa illegalità e per farlo bisogna essere leali, giusti, coraggiosi, ma soprattutto onesti.